E partiamo dunque con la prima parte della nostra rassegna stampa. In studio con voi oggi per Buongiorno Taranto Deborah Notarnicola. Dunque siamo sulla prima pagina della Gazzetta del Mezzogiorno. Puglia divisa a metà, il riferimento è all'esito dei ballottaggi pari tra centrodestra e centrosinistra. A Foggia intanto niente bilancio, si dimette la sindaca. Poi il carcere di Bari, scheda SIM in carcere consegnata con bacio. Bari, così un affiliato del clan poteva comandare dalla cella. E poi sempre sulla prima della Gazzetta, hub per l'eolico Urso a Taranto, disegna il post Ilva, inaugurato il nuovo sito Vestas. Il ministro è stato ieri anche nella città di Brindisi, e a Brindisi intanto un bracciante fa arrestare il caporale. In un incidente a Manduria invece muore una lavoratrice agricola. A fondo pagina la sanità, Monopoli, l'ospedale apre a metà, attivi solo 140 posti letto su 300, oggi il primo ricovero nel vecchio San Giacomo, restano gli ambulatori. Passiamo alla prima pagina del quotidiano con la Vestas in primo piano, maxi pale per 2500 posti, Urso mix rinnovabili e nucleare, il nuovo capannone per l'assemblaggio offshore, e il ministro rilancia la sfida. Dunque la multinazionale Vestas cresce ancora con un nuovo capannone dedicato all'assemblaggio finale delle maxi pale eoliche offshore nel Golfo di Taranto, una scommessa che vale 2500 posti nell'ambito delle nuove strategie. Ieri la cerimonia con il ministro Adolfo Urso, che in occasione dell'inaugurazione ha rilanciato la sfida. Ha detto: serve un mix energetico tra rinnovabili e nucleare, in particolare Vestas realizzerà pale alte fino a 116 metri. Intanto Taranto città, Movida pronta alla stretta, più obblighi e sanzioni. A centropagina una foto del primo cittadino di Taranto, Piero Bitetti, con il presidente del Taranto Ladisa. Gelo Ladisa sul futuro del Taranto, senza stadio non proseguiamo. E poi ancora acquedotti rurali ad AQP, risparmio da 6 milioni per consorzio e cartelle, il passaggio della gestione idrica. Passiamo alla prima pagina dell'edicola. Andiamo a Foggia, la sindaca non fa sconti, manda via due, a Foggia terremoto politico. Intanto la sindaca non fa sconti, manda via 2 assessori, le decisioni in vista dell'approvazione del bilancio comunale. Poi ancora sulla prima pagina la sindacale con l'avvertenza Natuzzi, assemblea Natuzzi no al piano di chiusure. Poi ancora ci spostiamo sulla voce di Manduria con un focus sulla cronaca, morire dopo il lavoro nei campi. La tragedia alle porte di Manduria è accaduto nel pomeriggio di ieri, 4 feriti e purtroppo una donna morta nell'impatto tra un minivan che trasportava braccianti agricoli e un'auto. Ed ora la linea torna alla regia di Gisberto Nicoletti. Noi ci rivediamo e ci risentiamo tra poco. Siamo nuovamente insieme, Deborah Notarnicola con voi per questa puntata di Buongiorno Taranto. Siamo alla seconda parte della rassegna stampa. Sulla prima pagina del Corriere del Mezzogiorno le amministrative in primo piano, vincere a Trani e perdere Foggia. Galliano eletto nel capoluogo della Batta con 500 voti di scarto su Guariello. Decisivo l'intervento di De Caro, il campo largo si impone nel ballottaggio più atteso, ma vede frantumarsi il suo laboratorio. E dunque la foto notizia del nuovo sindaco di Trani, Galliano, che festeggia la vittoria al ballottaggio. A destra si riconosce l'assessora regionale Deborah Ciliento. Poi il rimpasso, siamo a Foggia, il rimpasso poi la crisi, Episcopo lasciata sola, via con dignità. Con un messaggio in diretta Facebook, la sindaca Maria Aida Episcopo ha annunciato ieri pomeriggio le sue dimissioni da sindaca di Foggia. Abbandono la scena con fierezza e dignità. Dopo il rimpasso in giunta ieri, il Consiglio Comunale è saltato per assenza della maggioranza. Episcopo ha preso atto e ha lasciato. Poi negli altri comuni, a Molfetta e San Vito, 2 sindaci under 40, Casarano alla destra. Poi sempre sulla prima del Corriere del Mezzogiorno,
Mezzogiorno. A un mese dalla morte, dall'omicidio di Sacco Bakari, il reportage a firma del collega Cesare Bechis. Un mese dopo il delitto di Sacco, Taranto gelida. Il 9 maggio, un mese fa, Bakari Sacco viene barbaramente assassinato da una gang di ragazzini nella città vecchia di Taranto. In piazza Fontana non c'è nessuna targa che ricordi il bracciante. Molta gente della zona derubrica quel feroce delitto ad un incidente. Poi lo schianto mortale per il furgone dei braccianti, una vittima e una donna e poi anche 5 feriti. Si tratta di una bracciante polacca di 63 anni morta in seguito ad un incidente stradale avvenuto intorno alle 14 di ieri sulla strada che collega Manduria a Francavilla Fontana. Il furgone sul quale viaggiava insieme ad altri lavoratori si è schiantato contro un'auto che proveniva dalla corsia opposta. Sono 5 in tutto i feriti e ci spostiamo sulla prima pagina della Repubblica. Bari, la politica anche qui ovviamente in primo piano con l'esito dei ballottaggi del secondo turno delle elezioni amministrative. Trani e Molfetta al centro-sinistra, i ballottaggi pugliesi, vince il campo largo. Poi in breve il profilo del nuovo sindaco di Trani, Marco Galliano. Chi è il preside di centro-sinistra eletto come nuovo sindaco di Trani? Poi la crisi invece amministrativa a Foggia con la sindaca che si dimette, dice lascio perché non ho più i numeri. Ancora per la sanità blitz a sorpresa di De Caro nel nuovo ospedale di Monopoli. Fasano, sono qui in veste riservata. Poi il caso in Salento, sindaco appena rieletto indagato con altre 6 persone per abuso, falso e omissione. All'interno nell'articolo firma di Francesco Oliva i nomi. E poi la polemica sul DDL Valditara sulla educazione affettiva e sessuale. Vladimir Luxuria dice nessuno vuole convertire adolescenti etero all'omosessualità. Poi online, Corriere della Sera Bari, in primo piano il fatto di cronaca costato la vita ad una donna polacca di 63 anni. L'incidente dunque di ieri pomeriggio, furgone con braccianti a bordo, si scontra con un'auto, è morta appunto una donna polacca di 63 anni, 5 i feriti. E a questo punto la linea torna ancora una volta alla regia per un po' di musica, tra poco. E sono assolutamente da salvare i 1700 posti di lavoro dello stabilimento Leonardo, sono 1400 diretti, 300 legati all'indotto. Su questo si è tenuto ieri pomeriggio alle 15:30 un consiglio comunale congiunto tra Grottaglie e Monteiasi, quindi fronte comune delle amministrazioni comunali relative. Per parlarne abbiamo in videocollegamento il primo cittadino di Grottaglie, Ciro Dalò, buongiorno. Buongiorno a voi. Dunque, qual è stato l'esito di questo consiglio comunale allargato, congiunto? Ma è stato intanto un esito favorevole perché abbiamo approvato un ordine del giorno congiunto proposto da tutte le parti in causa, parlamentari, consiglieri regionali, sindaci e sindacati. Il tema è quello legato alla nuova joint venture che vorrebbe realizzare la Leonardo, cioè far entrare un socio come socio un fondo estero, quindi i timori che poi possa smantellare totalmente lo stabilimento e portare via le produzioni. Quindi un ordine del giorno che chiede di mantenere la governance italiana e mantenere soprattutto i lavoratori sotto la governance appunto di Leonardo in Italia ed evitare attraverso degli accordi di smantellare gli stabilimenti. È un documento politico che guarda avanti e che vuole tutelare il territorio da scelte che possono in qualche modo incidere negativamente. Quindi tutti d'accordo, approvato all'unanimità con il favore di tutti i parlamentari locali e anche i consiglieri regionali. Sindaco, vogliamo ricordare che i 1700 lavoratori hanno una alta specializzazione, dunque si parla di profili particolari decisamente. Sì, sono operai con alta professionalità, gli unici al mondo, lavorano la fibra di carbonio, hanno un'esperienza pluriennale, quindi da questo punto di vista vanno tutelati, ma va tutelato integralmente lo stabilimento per la sua capacità produttiva e soprattutto il fatto di essere un filo all'occhiello e un'avanguardia produttiva a livello nazionale.
Ecco, ieri si è creato in questa maniera una sorta di asse istituzionale che dice delle cose chiare, che dice delle parole chiare per quel che riguarda la tutela appunto della produzione italiana, la tutela dei posti di lavoro, ma volendo allargare lo sguardo anche ad altre realtà produttive. Sindaco, ieri la presenza sul territorio del ministro Urso per l'ampliamento del sito Vestas lascia ben sperare. Che ne pensa? Diciamo che c'è un interessamento, poi bisognerà capire quanto queste ricadute siano effettive. Ma chiaramente ricordiamo sempre che abbiamo in stand-by le decisioni su Ilva e su altri stabilimenti di questo territorio, quindi va bene, sono i primi passi che si muovono nella direzione della tutela del territorio, ma ancora di concreto aspettiamo gli atti. Grazie al primo cittadino di Grottaglie, Ciro Dalò, per questo contributo. Buona giornata. A voi buona giornata. La linea intanto torna alla regia, tra poco. Torniamo sulle notizie delle ultime ore. Taranto è il nostro hub globale offshore. Queste sono le parole dell'amministratore delegato del gruppo Vestas ieri in occasione dell'inaugurazione dell'ampliamento dello stabilimento Vestas, alla presenza anche del ministro delle imprese del Made in Italy Adolfo Urso. Taranto occupa un posto speciale nella nostra storia, ha detto l'amministratore delegato. Qui abbiamo iniziato a produrre componenti eolici nel 1998, 28 anni dopo continuiamo ad investire, creare occupazione e sviluppare tecnologie pulite di cui il mondo ha un enorme bisogno. Si parla di un investimento di 350 milioni, di 2000 nuovi posti di lavoro, ma ce ne parla Valentina Castellaneta nel servizio, seguiamolo. 30 anni di storia, un futuro che mira alla transizione energetica europea. Lo stabilimento Vestas di Taranto si amplia e diventa un hub globale per l'eolico offshore. La prima pala 30 anni fa era lunga solo 13 metri, oggi invece le nuove pale prodotte misurano 116 metri. Sono stati inaugurati i nuovi spazi produttivi destinati alle colossali pale V236 da 15 megawatt. Un investimento, ha spiegato Eric Anderson, amministratore delegato di Vestas, da quasi 400 milioni di euro, che porta i dipendenti del sito ionico a superare quota 2500. Taranto è diventata un centro di eccellenza globale per Vestas nella produzione di queste pale offshore. Al momento vengono utilizzate principalmente nel mare del Nord e nel Mar Baltico e nel Nord Europa. Si tratta di una vera e propria collaborazione, prima di tutto con Taranto. Oggi qui abbiamo il sindaco e autorità portuali, perché queste pale lunghe 116 metri devono uscire via mare e non è possibile trasportarle via terra. Dimensioni record, insomma, che ridefiniscono la logistica del territorio. 116 metri di lunghezza che rendono la sinergia con il porto di Taranto un asset vitale. Impossibile muovere questi colossi su gomma o su rotaia. La via del mare è l'unica possibile per spedire quello che oggi è stato definito da Andersen Made in Italy e Made in Europe, tecnologico, verso i mari del Nord Europa. Un'evoluzione straordinaria che Anderson ha raccontato dicendo che Taranto non è più solo la città dell'industria pesante del passato, ma si candida ufficialmente a diventare la culla della tecnologia green europea. Ecco, quindi investimenti nella direzione del rinnovabile che fanno ben sperare. La linea torna nuovamente alla regia, un po' di musica, il GR nazionale, poi siamo nuovamente insieme per la seconda parte di Buongiorno Taranto, tra poco. Ben ritrovati nuovamente insieme per la seconda ora di Buongiorno Taranto. Riprendiamo con un caso, il caso di una lavoratrice tarantina che è stata licenziata per il superamento del periodo di comporto da una multinazionale tedesca. Un caso particolare. Per parlarne, per avere i dettagli e comprendere cosa effettivamente è accaduto, abbiamo in videocollegamento l'avvocato Fabrizio Del Vecchio. Buongiorno. Buongiorno e grazie per l'invito. Avvocato, dunque, cosa è accaduto? Qual è la peculiarità di questo caso? Allora, noi abbiamo già avuto modo di parlare in precedenza delle disuguaglianze di genere tra il lavoro femminile e il lavoro maschile, perché molto spesso le donne sono intrappolate in lavori poco qualificati e con retribuzioni inferiori rispetto a quelle
degli uomini. Questo caso risulta emblematico perché naturalmente dopo un triste evento, io credo che possa essere uno dei più brutti per una donna come quello di un aborto, il datore di lavoro ha equiparato questo tragico evento ad una ordinaria malattia, licenziando la dipendente per superamento del periodo di comporto. Quindi noi adesso presenteremo un ricorso al Tribunale del Lavoro di Milano, perché l'azienda ha sede a Milano, per far valere il diritto della lavoratrice a rientrare in servizio, anche perché riteniamo comunque che sia un licenziamento ingiusto, non potendosi equiparare ad una ordinaria malattia un evento così tragico. Ecco, avvocato, io torno a insistere su un aspetto. Noi ne abbiamo parlato in diverse occasioni, quanto è importante che vengano effettivamente ristabiliti degli equilibri tra la posizione lavorativa di un uomo e di una donna, anche con riferimento a tutta una serie di fenomeni di cui la cronaca ci impone di parlare ogni giorno, e mi riferisco chiaramente alla violenza di genere. Cosa voglio dire? Una donna che non ha una autonomia economica è una donna che non può liberarsi da determinate situazioni. Assolutamente, anche se negli anni ci sono stati dei progressi da un punto di vista normativo, siamo ancora lontani dallo stabilire quelle che sono le prescrizioni della Costituzione, che naturalmente equipara il lavoro tra uomo e donna. Sulla carta questo, vero avvocato? Certo, sulla carta è così. Assolutamente. Quindi siamo ancora lontani, e anche perché consideri che naturalmente la donna è sicuramente lavoratrice, ma è anche madre, ma è anche fulcro della propria casa, e quindi naturalmente da questo punto di vista si trova spesso a dover fronteggiare più esigenze. Vi è di più naturalmente che l'indipendenza economica costituisce sicuramente un vulnus per la donna per migliorare la propria libertà, perché molto spesso, soprattutto nelle zone più depresse da un punto di vista economico, questa disparità economica nel trattamento retributivo è un vero e proprio gioco nei confronti della donna, che naturalmente rimane vincolata a quello che può essere il contesto familiare, proprio perché non avrebbe la possibilità di andare altrove, non avendo le possibilità economiche. Quindi anche da questo punto di vista sicuramente va fatto ancora molto. Grazie avvocato, grazie anche per aver sottolineato la particolarità della donna lavoratrice, che ha a che fare appunto con tutta una serie di dinamiche. La donna madre, e questo caso che lei ci ha delineato, quindi il riferimento ad un fatto così doloroso come può essere un aborto, credo che faccia comprendere bene il senso di quello che intende. Quindi tutta una serie di questioni che vanno anzi considerate alla base che devono essere appunto alla base di condizioni di parità tra uomo e donna. Grazie all'avvocato Fabrizio Del Vecchio. Grazie e buon lavoro. E dunque è il momento di restituire la linea alla regia di Gisberto Nicoletti. 8:23, torniamo a parlare della Movida Taranto con le nuove regole e nuovi limiti per il rispetto di tutti gli interessi, di tutti gli interessi chiaramente in gioco. Dunque, per parlare di questo abbiamo in video collegamento, attendiamo qualche secondo ancora, aspettiamo il video collegamento con la presidente di Confesercenti Taranto Casa Impresa, Francesca Intermite, che proprio nella giornata di ieri sulla pagina del quotidiano, ai colleghi del quotidiano, ha dichiarato è assolutamente opportuno che ci siano delle regole e che vengano rispettate. Ma forse abbiamo pronto il video collegamento. Buongiorno Presidente. Buongiorno a voi. Dunque, i titolari di esercizi commerciali devono e vogliono rispettare le regole, questo è il messaggio? Assolutamente sì, dobbiamo
sempre convivere all'interno di un contesto sociale e dobbiamo contribuire a rendere questo contesto vivibile. Ci sono dei confini invalicabili per la sana iniziativa imprenditoriale. Questo non può sfociare in anarchia commerciale, come ho più volte sostenuto. Già in tempi addietro io ho difeso gli imprenditori che lavorano nel rispetto delle norme e al contrario siamo contro come associazione chi supera i limiti della propria licenza di somministrazione, mettendo sia a rischio la tranquillità dei cittadini che vivono in determinati rioni. In particolare si parla di Civitavecchia e Borgo Umbertino, ma anche di gestori stessi di B&B e strutture alberghiere. Dobbiamo svolgere la nostra attività, ma non ignorando le regole. Ecco, quindi, sì, indica. Passiamo dalla movida al tema del turismo. Domenica scorsa è partita la stagione crocieristica a Taranto, ma un tema che credo sia essenziale è quello relativo alla necessità di trasformare queste iniziative in numeri sul territorio. Sì, purtroppo nonostante i numeri significativi già nelle ultime stagioni, il boom delle crociere non si è mai tradotto in un incremento proporzionale per il commercio locale e sono diverse le ragioni, dai pasti inclusi a bordo. I crocieristi il più delle volte fruiscono della formula all inclusive e questo limita la spesa nei ristoranti, nei bar cittadini, ma faccio anche un generico riferimento al commercio, lì dove purtroppo il più delle volte le escursioni organizzate già a bordo con pacchetti di escursioni che portano i crocieristi fuori città, ad esempio in Valle d'Itria, a Matera, ad Alberobello, tramite bus navetta privati, impedisce di avere una ricaduta sul commercio. Poi devo dire manca una strategia commerciale integrata. Gli orari d'apertura non sempre sono sincronizzati con le soste delle navi e la dislocazione dei flussi purtroppo si concentra soltanto su alcune aree, lì dove i crocieristi rimangono. Questo disallineamento degli orari comunque fa il paio con quello che sarebbe una diversa organizzazione dei turni di lavoro, che purtroppo si traduce in costi più elevati, azzerando le opportunità di far margine per i commercianti. La situazione comunque... Presidente, l'altro filone importante è quello relativo alla sicurezza, perché il commercio possa lavorare serenamente, perché si possa sviluppare il turismo, è assolutamente necessario avere un contesto che sia sicuro e negli ultimi tempi parliamo a giusta ragione ogni giorno della necessità di rivedere appunto questi passaggi. Assolutamente, noi partecipiamo al tavolo della sicurezza presso la prefettura e abbiamo più volte sollecitato l'aumento delle unità operative in servizio, soprattutto in luoghi ormai presi d'assalto da gruppi più o meno organizzati di persone che non sono soliti rispettare le regole. E non voglio fare una questione di luoghi specifico, ma tutta la città purtroppo è interessata da questo fenomeno, per cui abbiamo richiesto compatibilmente con i piani di assunzione degli operatori del settore, quindi carabinieri piuttosto che polizia, piuttosto che vigili urbani, di incrementare il servizio di vigilanza. Grazie Presidente. Io
Devo necessariamente chiudere questo collegamento per Va bene, chiedo scusa. Di tempi. La ringrazio. Grazie per il suo contributo, quindi dal commercio al turismo, dal turismo alla sicurezza, grazie per aver dato degli spunti assolutamente interessanti su temi che sono centrali per lo sviluppo e per la vivibilità della nostra città. Buona giornata. Buona giornata a voi, grazie. La linea torna nuovamente alla regia tra poco. Vi abbiamo parlato nei giorni scorsi dei disagi dei cittadini di Taranto per quel che riguarda i servizi offerti presso la sede decentrata dell'Anagrafe 3 Carrare Solito in via Fiume per il rilascio della carta d'identità elettronica, quindi abbiamo avuto modo di testimoniare con i nostri servizi le lunghe code, appunto i disagi dei cittadini. Il prossimo servizio ci permette di avere una notizia di pubblica utilità, perché sabato 13 giugno dalle 8:30 alle 12:30 la sede decentrata di via Fiume sarà straordinariamente aperta. Sentiamo. Dopo le lunghe file, i disagi e le proteste, il Comune corre ai ripari. Sabato 13 giugno gli uffici dell'Anagrafe di via Fiume saranno aperti dalle 8:30 alle 12:30 per il rilascio della carta di identità elettronica. Si tratta di una apertura straordinaria per agevolare i cittadini alle prese con la scadenza del 3 agosto, data a partire dalla quale non saranno più valide le carte di identità in formato cartaceo. Sono circa 10.000 le pratiche da smaltire per il rilascio della carta di identità elettronica e finora, complici le carenze di organico degli uffici comunali, i disagi sono stati notevoli. Lunghe file di cittadini davanti agli uffici comunali fin dalle prime ore del giorno e lunghe ore di attesa. Si ricorda che per il rilascio della carta di identità elettronica è necessario portare con sé una fototessera recente, scattata da non oltre 6 mesi, il documento di identità scaduto o in scadenza, la tessera sanitaria. In caso di smarrimento o furto del documento occorre presentare la relativa denuncia effettuata presso le forze dell'ordine. Per quanto riguarda il rilascio della carta di identità elettronica ai minori, è richiesta la presenza del minore e la presenza di entrambi i genitori, oppure la delega firmata dal genitore assente, copia del documento di identità del genitore assente necessaria per l'assenso alla validità per l'espatrio. Il costo della carta di identità elettronica è di €24,21 e il pagamento potrà essere effettuato tramite carta di pagamento elettronico direttamente allo sportello oppure tramite PagoPA all'indirizzo di pagamento sul sito web del Comune di Taranto. Dunque Open Day previsto per sabato 13 giugno dalle 8:30 alle 12:30 presso la sede decentrata dell'Anagrafe 3 Carrare Solito in via Fiume per il rilascio della carta di identità elettronica. Ancora un po' di musica. La cultura sicuramente importante per dare dignità ad un territorio, la cultura di cui ha assolutamente bisogno il nostro territorio, e in questo l'orchestra della Magna Grecia continua a dare il proprio importante contributo con le sinfonie di Mozart e Rossini. Prendono vita proprio con l'orchestra della Magna Grecia in occasione del MAP Festival nel servizio della nostra Federica Pompamea. Un viaggio musicale tra l'eleganza senza tempo di Mozart e la straordinaria vitalità di Gioacchino Rossini. Le composizioni dei due musicisti che hanno fatto la storia della musica hanno preso vita sul palco del Relais Sto attraverso il concerto sinfonico dell'orchestra ICO della Magna Grecia diretta dal maestro Claudio Cohen insieme al pianista Francesco Nicolosi e al clarinettista Nicola Bertolini. Sono due personalità diverse. Rossini è una personalità ma festiva, della opera buffa, e Mozart è festivo ma un po' serioso perché sua musica è propria opera ma di diverse quantità di umori diverso.
sono due faccette, sì, due scuole diverse. Però è stato un gran piacere lavorare con due grandi compositori come quelli. Ogni esecuzione è come riscrivere un brano, per cui noi siamo sì interpreti, ma certe volte facciamo anche le veci dei compositori, perché attraverso la nostra interpretazione diamo nuova vita, nuova linfa a quello che suoniamo. Guardi, aver fatto 10 concerti piuttosto che 10.000 non cambia tanto, perché la tensione, il pathos che si vive quando si suona sia da soli che con orchestra rimane invariato, e quindi diciamo che forse con l'orchestra, essendoci questo dialogo diretto tra il solista e l'orchestra, come posso dire, l'esecuzione scorre con più piacevolezza, ma rimane comunque un impegno importante. La bellezza della musica, la bellezza della cultura, ma non parliamo solo di bellezza, parliamo anche della grande potenzialità della cultura, perché dalla cultura si può fare anche economia. Dovremmo interrogarci su questo tema. La linea torna alla regia. Doppio accosto e migliaia di turisti per l'apertura della stagione crocieristica a Taranto domenica scorsa, sicuramente iniziative che fanno ben sperare ad un territorio che si interroga ogni giorno sul suo futuro, quindi intravede in questa maniera un futuro diverso, ma all'arrivo dei turisti la città si deve preparare per essere accogliente. Come si prepara, come si rende accogliente? Noi lo chiediamo all'assessore comunale allo sviluppo economico di Taranto, Francesco Cosa, che è collegato con noi. Buongiorno assessore. Buongiorno a tutti. Ovviamente accogliere 6.000 turisti, quindi avevamo 2 navi ormeggiate nell'area portuale, non è cosa che capita tutti i giorni, quindi già da 15 giorni prima stavamo lavorando soprattutto per rendere decorosa l'area, per posizionare i bagni, i gazebo con l'autorità portuale, ma soprattutto per regolamentare la viabilità. Devo dire che l'imponente servizio anche di forze dell'ordine ha garantito questa visita alla città in maniera davvero esemplare. Perché abbiamo contrastato anche l'abusivismo dei taxi e dell'NCC, quindi i crocieristi hanno potuto godere dell'approccio alla città in maniera davvero importante. Tra l'altro molti sono scesi anche con le bici, quindi è stato davvero molto caratteristico ospitarli nella nostra città. Ecco, assessore, io la interrompo per chiederle, al di là della bellezza di vedere la città davvero piena di turisti, tra l'altro stranieri, e tutti questi colori per strada, è importante trovare il modo perché il numero dei turisti si trasformi in numeri per le nostre attività, che dunque si faccia anche economia. In un videocollegamento che abbiamo tenuto nel corso sempre di questa puntata di Buongiorno Taranto abbiamo raccolto le dichiarazioni della rappresentante di un'associazione datoriale che diceva però questi numeri non si traducono in risposte importanti per i commercianti, per i titolari degli esercizi commerciali. Come possiamo fare? Degli esercizi pubblici, come possiamo fare? Io dico che tocca a loro ingegnarsi per creare un indotto economico intorno a questa grande opportunità che sta vivendo il territorio. Ad esempio vi porto la Cala Iunco, che ha ospitato numerosi turisti a bordo della propria imbarcazione, ha fatto visitare la città di Taranto dal mare, quindi molti crocieristi, soprattutto della Main Shift, scesi sulla città di Taranto avevano già la prenotazione, quindi comunque qualcosa ha portato come ricaduta economica sul territorio. Tra l'altro il comune di Taranto aveva organizzato un mercatino dell'artigianato in piazza Garibaldi per far oltrepassare il ponte e quindi per permettere anche ai turisti di andare
ovviamente anche nel borgo umbertino, molti bar erano pieni, ovviamente la città vecchia e il borgo, io parlo per le attività commerciali, si devono ingegnare, nel senso creare comunque opportunità per attrarre i propri turisti, i propri utenti che comunque hanno affollato la città di Taranto in quella giornata, ma ad esempio questa mattina sbarca un'altra nave di turisti domenica prossima, quindi sarà tutta la stagione importante. È ovvio che ognuno per il proprio si deve attrezzare, ognuno deve fare il suo. È così. Certo, nessuno ti regala niente, ormai voglio dire, ognuno si deve proporre al meglio con la propria attività, con gadget, piuttosto che offrire a questa mole di persone un'opportunità. Ad esempio, un altro effetto moltiplicatore che sta creando questo sbarco di crociere sono i parcheggi, ma anche la mobilità con i taxi e l'NCC, che devo dire che hanno lavorato in maniera abbastanza importante nella giornata dello sbarco. Quindi comunque una parte di indotto cittadino si sta muovendo e sta vedendo invertire le entrate delle proprie attività. È ovvio che sarebbe bello arrivare all'apertura di tutti i locali. Sappiamo che vivono delle difficoltà, però sapere che nella città arrivano 4-5 mila turisti ovviamente è appetibile per chiunque. Dunque l'invito che il pubblico e il privato si mettano insieme per rendere sempre più accattivante questo territorio, anche per quelli che possono essere appunto i riflessi economici sullo stesso. Grazie all'assessore Cosa per questo intervento, buona giornata. Grazie a voi. E intanto sono le 8:58, è terminato il tempo a nostra disposizione, termina qui questa puntata di Buongiorno Taranto, grazie per essere stati con noi, a voi una buona giornata.